Bustiano Compostu, in relazione anche all'ultima vostra iniziativa, c'è un pericolo nucleare in Sardegna, anche legato magari a zone da riconvertire, laddove... Certo, un problema potrebbe essere appunto questo, che l'esasperazione, portare la nostra classe operaia all'esasperazione potrebbe aprire anche delle possibilità al fatto che la Sardegna debba subire ulteriori servitù, la servitù del nucleare. Noi non abbiamo bisogno di energia, in Sardegna ne produciamo già a sufficienza, tanto è che ne esportiamo, ma il problema, la trappola sta nel fatto che si fa pensare, come ha detto il Ministro qualche giorno fa, che il costo dell'energia con il nucleare crollerebbe. Questo non è assolutamente vero, basta farsi una qualsiasi ricerca, vedere quanto occorre per produrla, quanto occorre per smaltire le scorie, ed è assolutamente dimostrato, basta vedere le notizie delle agenzie americane che parlano di 4,5 centesimi di euro a kilowattora contro 3,5 a kilowattora, che è più o meno la media tra eolico, solare, eccetera, eccetera. Quindi non c'è assolutamente la convenienza. Poi tra l'altro è una trappola anche per il fatto che il nucleare non verrebbe oggi, non risolverebbe certamente il problema dell'Alcoa o dell'Euralluminia, ma sarebbe una cosa di cui si parlerebbe tra 20 anni. Quindi noi abbiamo raccolto 16.000 firme, non passi. Non crediamo soltanto di puntare sulla nostra militanza, ma abbiamo investito sul nostro popolo. Vogliamo che sia il popolo sardo a pronunciarsi sulla questione. Volevo coinvolgere Claudia Mariani, che da 36 anni ha una ditta, prima ha una conduzione familiare. Ecco, brevemente la sua esperienza. Lei aveva una ditta d'appalto con l'Euralluminia e altre realtà industriali del territorio. Ora si vive una crisi senza precedenti. Abbiamo parlato solo di dipendenti diretti, c'è anche l'indotto che patisce. La mia famiglia gestisce una ditta di autonoleggio da 38 anni e praticamente abbiamo sempre lavorato nell'indotto, sia con l'Euralluminia, con la Ote Falsail e tutte le altre realtà del territorio. Per una piccola impresa è difficile andare avanti, soprattutto perché la politica non ci aiuta. Comunque la piccola impresa, nonostante non abbia gli aiuti del governo, non manda mai a casa gli operai, magari preferisce pagare le tasse in ritardo con le more, però le si pagano. Io qua sono anche a rivendicare, comunque, come moglie di un operaio Alcoa e come collega di questi operai dell'Euralluminia, della Otefal, della Rockwall, di tutti quanti, che siamo stanchi di vedere i politici nelle trasmissioni quando noi li vogliamo vedere veramente sul pavimento di Montecitorio, su quelle sedie, a rivendicare il diritto di un popolo che ha la dignità, perché siamo un popolo di lavoratori. Noi l'assistenzialismo non lo vogliamo, siamo persone che ci ribocchiamo le maniche tutte le mattine, siamo stanchi di vedere persone come voi in studio oggi che sorridono di fronte a situazioni di dire sono stati gli unici in Italia ad occuparsi un aeroporto. Non si vanno a fare queste cose, siamo consapevoli di tutte le denunce che ci prenderemo, ma siamo anche disposti ad andare a Bruxelles a difendere il nostro territorio, e questo lo sappiano i nostri politici. Mi scusi se lo dico, ci diano l'opportunità di avere la dignità di essere italiani. Grazie signora Mariani. È tutto qui da Portoscuso, grazie, restituisco la linea a Stefano, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Grazie ad Andrea. Quando ci saranno le condizioni di mercato idonee, e in questo momento ci sono, ripartiremo, ma... È assolutamente riduttivo secondo noi parlare di questo. Dobbiamo parlare di cose più ampie. Noi aspettiamo un incontro al Ministero che avremmo dovuto fare da dicembre e ancora non si è fatto. Quindi anche abbiamo l'opportunità di avere l'onorevole Naspisa, gli chiediamo, gli sollecitiamo appunto questo incontro per parlare del riavviamento dell'Euralluminia. Lei quanti anni ha? Io ho 36 anni, lavoro da 11 anni. E quanto è difficile stare in cassa integrazione a un'età così giovane? È difficile. Io sono uno dei pochissimi fortunati che ancora entra nello stabilimento, però penso sempre a quelli che sono fuori, e questo probabilmente è la cosa che tocca di più. Grazie. A te la linea, Stefano. Ecco, allora andiamo subito a Sassari dall'assessore La Spisa per il caso Euralluminia. Tra l'altro, assessore, c'è sempre quella famosa telefonata a Putin annunciata dal premier Berlusconi, che in Consiglio regionale le forze di opposizione non perdono occasione di ricordare. Dunque, su Euralluminia, a parte le telefonate, posso dire questo. Ma è stata fatta questa telefonata, che lei sappia, assessore?
In quel momento ancora noi eravamo all'inizio. Non c'è dato da sapere. Io non mi occupavo ancora di queste cose. Dunque, vorrei dare queste notizie su Eurallumina. Noi consideriamo anche Eurallumina come un impianto importante all'interno della filiera e anche il governo nazionale sta seguendo punto per punto, passo per passo la questione. Vorrei ricordare, penso che lo sappiano i lavoratori, che anche durante le feste di Natale il consigliere di dottor Letta, Gorelli, ci ha convocando anche l'azienda e tutti gli uffici del Ministero per fare il punto della situazione sull'attuazione proprio di quel protocollo da cui è partito poi l'anno di cassa integrazione che purtroppo è stato a fianco a me e quindi in questo posso coinvolgere nuovamente l'assessore all'ambiente Fois, eccolo qui, lo avviciniamo, il microfono lo tengo io. Allora risponda all'appello dell'assessore alla Spisa. Allora, intanto il dato oggettivo è che c'è un bacino autorizzato per l'Allumina che garantirebbe ancora 12 anni di attività. Posso finire? Posso finire? Allora, il progetto approvato nel 2004, se mi fate arrivare a concludere. Il progetto approvato nel 2004 a oggi è arrivato solo al primo step che prevede il nuovo ampliamento. Il bacino attualmente è pieno. Adesso la fase successiva prevede il collegamento fra il vecchio bacino ed il nuovo con dei successivi anelli. Questo garantisce altri notevoli quantità di milioni di metri cubi per proseguire appunto l'attività economica. Dopo questo secondo step, così definito dalla fase progettuale, c'è un ulteriore che porta al completamento della discarica di una quantità equivalente. Stiamo parlando delle quantità che ho accennato prima. Questo è il dato di progetto. Quindi, cosa è successo? Cerchiamo di l'azienda dice questo. Io non ho 12 anni, come dice, di attività, perché se procediamo a realizzare quel tipo di bacino, non è garantita la tenuta degli argini del vecchio bacino. Detto questo, qual è stata la provocazione del presidente Gaviano? Facciamo un bacino a mare, ma le superfici a mare sono le stesse che noi abbiamo concesso a terra. Allora a quel punto mi chiedo, ma il problema sussiste anche da mare? Sussiste anche da mare collegandosi al vecchio bacino. Quindi di fatti bisogna procedere con il progetto autorizzato. Il problema del bacino è un problema della messa in sicurezza della falda acquifera. Io ho concluso. Grazie assessore. Ecco, Andrea, passi avanti alla telecamera. Andrea, Stefano, io proseguo con... in relazione anche all'ultima vostra iniziativa, c'è un pericolo nucleare in Sardegna, anche legato magari a zone da riconvertire, laddove... Certo, un problema potrebbe essere appunto questo, che l'esasperazione, portare la nostra classe operaia all'esasperazione potrebbe aprire anche delle possibilità al fatto che la Sardegna debba subire ulteriori servitù, la servitù del nucleare. Noi non abbiamo bisogno di energia, in Sardegna ne produciamo già a sufficienza, tanto è che ne esportiamo, ma il problema, la trappola sta nel fatto che si fa pensare, come ha detto il Ministro qualche giorno fa, che il costo dell'energia con il nucleare crollerebbe. Questo non è assolutamente vero, basta farsi una qualsiasi ricerca, vedere quanto occorre per produrla, quanto occorre per smaltire le scorie, ed è assolutamente dimostrato, basta vedere le notizie delle agenzie americane che parlano di 4,5 centesimi di euro a kilowattora contro 3,5 a kilowattora, che è più o meno la media tra eolico, solare, eccetera, eccetera. Quindi non c'è assolutamente la convenienza. Poi tra l'altro è una trappola anche per il fatto che il nucleare non verrebbe oggi, non risolverebbe certamente il problema dell'Alcoa o dell'Eurallumina, ma sarebbe una cosa di cui si parlerebbe tra 20 anni. Quindi noi abbiamo raccolto 16.000 firme, non passi. Non crediamo soltanto di puntare sulla nostra militanza, ma abbiamo investito sul nostro popolo. Vogliamo che sia il popolo sardo a pronunciarsi sulla questione.